Mattia Perenzin. Ciao Mattia, mi permetti di darti del tu? Beh, ci mancherebbe. Ci conosciamo da tanti anni. Tanti anni. Allora, io voglio raccontare un po' in questa intervista quella che è la vita di un sindaco nel suo territorio, per esaltare quelle che sono le peculiarità del territorio, le eccellenze del territorio, e per raccontare anche quali sono le idee del sindaco, dove vuole andare a parare in futuro. E come prima domanda ti farei questa domanda. Sappiamo che l'arte, la musica, la cultura è stata un po' abbandonata con la problematica del Covid e anche della guerra. Gli spazi per la cultura, per la musica, per il teatro, che è importantissimo perché vedo che la gente vuole rivedere personalmente quelle che sono i racconti anche del teatro, non soltanto guardare i film e guardare la televisione. Come la vedi questa necessità nel tuo territorio? Hai degli spazi dedicati alle associazioni e alla cultura, alla musica, al teatro? Beh, indubbiamente la cultura è uno dei punti fondamentali a livello territoriale poi della bellezza anche dei nostri territori, per l'importanza che dà e che ha nell'intero contesto. Noi abbiamo voluto in questi anni investire molto come amministrazione comunale, io tra l'altro ho anche la delega alla cultura, e quindi cercando non solo di esaltare il territorio, l'esistente, ma anche di portare tutta una serie di attività da i grossi concerti come il concerto della Rinascita che facciamo in collaborazione con la Regione Veneto ormai da dopo Covid, proprio per rilanciare anche la cultura e la bellezza del nostro territorio, quindi con la rinascita del dopo pandemia, ma anche con moltissime iniziative. Noi abbiamo una biblioteca comunale che la stiamo facendo lavorare molto anche in termini di presentazione dei libri, ma così come anche per tutto quanto quello che è il panorama dei più giovani e dei più anziani, diciamo così, quindi veramente un panorama culturale molto ricco e molto importante al quale noi appunto investiamo molto e ci crediamo anche molto. La nostra storia passa anche attraverso la cultura del nostro territorio, quello che è stato l'arte. Farra di Soligo ha una storia millenaria. Se ci pensiamo, noi siamo diventati patrimonio UNESCO dal 2019 e forse solo allora abbiamo capito, ma perché ce l'hanno fatto capire gli altri che sono venuti e che vengono a visitare le nostre colline, i nostri luoghi, di quanto belli siamo e di che panorami, di che posti abbiamo, perché qui stiamo parlando anche solo di chiesette incastonate sulle colline del 1200 piuttosto che anche di epoca ancora più antica. Quindi la cultura ricopre, diciamo così, buona parte anche dell'attività amministrativa. Dopo è chiaro che sta anche a chi amministra un comune decidere che tipo di spazi darli. Noi gli diamo uno spazio molto importante, tant'è che abbiamo due rassegne, che una è Farra Profuma d'autunno e una è Farra che è estate. Ecco, mi fa piacere che tu abbia mirato a questo, perché volevo farti la domanda appunto della tua cittadina inserita nel territorio UNESCO, e non abbiamo parlato di Prosecco, ma abbiamo parlato di cultura, e questa è una cosa importante. Anche il Prosecco è cultura, però è un altro tipo di cultura, e mi fa piacere che tu abbia puntato proprio alle eccellenze, all'arte, alla pittura e ad altre diciamo luoghi d'arte che tu hai qui nel tuo territorio. E l'essere inserito nel territorio UNESCO ti ha dato delle agevolazioni per lo sviluppo del territorio? Ti ha aiutato oppure ti ha dato ancora più impegno, più lavoro? Diciamo che c'è stata la consapevolezza di capire di quanto le nostre colline siano apprezzate, di quanto belle siano. Noi le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, però come dicevo prima
c'è voluto forse qualcuno che ci dicesse da fuori quanto belle sono. Devo dire che sicuramente è stata una spinta all'UNESCO per migliorare e per mettere in campo quelle iniziative che magari non avremmo fatto anche in sinergia con gli altri comuni. A breve andremo a inaugurare il sentiero, il cammino UNESCO, uno dei cammini della regione Veneto, di 50 km, che parte da Vidore e arriva a Vittorio Veneto passando per Farra di Soligo. Farra di Soligo ha circa 14 km di percorso in cresta in questo tipo di cammino, così come moltissime iniziative che abbiamo voluto fare, come la mappa dei sentieri e la mappa delle attività recettive del territorio, perché noi spesso abbiamo la conoscenza di quelle che sono le attività recettive che abbiamo nelle singole frazioni, ma le singole frazioni magari non dialogano tra di loro. Invece così abbiamo cercato di metterli tutti in rete. Poi sicuramente ci sono stati anche gli investimenti da parte di esterni, quindi persone che hanno voluto investire anche su immobili magari che erano lasciati dal tempo e che gli hanno dato una seconda vita, quindi trasformandoli in un hotel piuttosto che in strutture ricettive come case vacanze o bed and breakfast. Quindi c'è molto movimento sotto questo punto di vista, non solo a livello turistico ma anche di iniziative volte a far conoscere il territorio e a chiamare qui da noi i turisti. Hai puntato sullo sviluppo edilizio, sulla ristrutturazione di beni già esistenti, perciò meno occupazione del territorio e più valorizzazione di beni che sarebbero andati perduti, insomma, perciò è importante anche questa visione. Devo dire che c'è stato un aumento di richieste e di aperture anche di case vacanze, di bed and breakfast, quindi magari le seconde case o delle case che magari erano chiuse, si sta pensando, c'è chi sta pensando e chi l'ha anche già fatto, di dargli una nuova vita, e questo è fondamentale e importante anche per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Tu hai vissuto come sindaco naturalmente i grossi problemi delle famiglie, delle piccole imprese dovuti al Covid, dovuti anche, diciamo, a questa guerra infame che c'è, che speriamo che finisca. E come hai affrontato il sociale da questo punto di vista? Allora, devo dire che noi ci siamo trovati veramente in una situazione per certi versi anche molto complessa. Usciti da una pandemia siamo entrati in una crisi con l'aumento dei costi, con l'aumento dell'energia, con l'aumento del gas, e quindi ad affrontare delle difficoltà anche importanti. Penso solo a dover pagare le bollette, così come le bollette sono arrivate triplicate, quadruplicate alle famiglie e alle imprese, così anche alle amministrazioni comunali che si sono trovate costrette a dover decidere dove tagliare e dove lasciare per risparmiare. È ovvio che il capitolo del sociale è il capitolo più importante solitamente di un bilancio di un'amministrazione comunale. Noi abbiamo cercato di mantenere sempre invariate tutte anche le rette del trasporto scolastico, delle mense, quindi di non andare a aggravare ulteriormente nelle tasche delle famiglie. Sicuramente non è facile perché la situazione del momento è quella che è, e quindi si cerca di venire incontro alle esigenze delle singole famiglie, tenendo presente che abbiamo anche una bella collaborazione che abbiamo rinnovato da poco con l'Istituto Bombozzolla, che è la casa di riposo con la quale abbiamo questa collaborazione per l'assistenza domiciliare agli anziani o alle persone che ne hanno bisogno. Bene. E i pasti, quindi persone singole o persone che hanno bisogno, gli viene servito il pasto a casa con una parte che viene, diciamo così, un contributo da parte del comune e una parte invece spettante al singolo richiedente. Quindi devo dire che a livello sociale si sta lavorando molto bene, anche se è molto difficile perché sono diverse le iniziative che abbiamo in piedi anche con l'ULSS, come per esempio la Casa del Paziente che è in programma da fare a Soligo su una struttura dell'ULSS, e quindi anche lì recupero del patrimonio edilizio esistente per un investimento col PNRR di 2 milioni e 4, quindi ulteriori servizi sociosanitari, e la struttura dell'ENAM di proprietà dell'INPS, anche questa in centro paese,
abbandonata, diciamo così, chiusa da molti anni, ma che viene rimessa in moto per un'attività ai fini sociali come i disturbi alimentari, l'autismo e le persone con disabilità. Quindi devo dire abbiamo investito molto su questo, ma perché ci crediamo e perché ci rendiamo conto che è un'esigenza non solo del singolo comune, ma di un'intera area, che è poi l'intera area del quartiere del Piave della provincia di Treviso. Non ritieni che sia stato insensato e addirittura criminale questa speculazione sull'aumento dei prezzi? Sì, questo del gas, è chiaro che qui c'è qualcosa che probabilmente è più grande di noi dietro e è ovvio che ci ha messo in grossa difficoltà, questo non lo nascondo. Anche noi abbiamo approvato il bilancio con un mese di ritardo. È chiaro che c'è una speculazione dietro tutto questo, perché non è giustificabile che i prezzi siano così quadruplicati o quintuplicati, per cui questo ha comportato veramente una difficoltà di tutti i comparti, di tutti i settori. Un'ultima domanda, non sarebbe proprio l'ultima. La viabilità, ne abbiamo già parlato, cioè hai parlato di uno sviluppo della viabilità in senso sociale anche dovuto alla strada dell'UNESCO, no? Il tuo territorio ha delle difficoltà di viabilità che dovrai affrontare in futuro oppure va bene? Dunque, noi abbiamo investito e stiamo investendo molto anche sulla mobilità sostenibile. Farra di Soligo ha vissuto degli anni difficili nel passato con tutta una serie di vicende giudiziarie che l'hanno messo in grossa difficoltà e per la quale gli investimenti anche sotto il punto di vista delle ciclabili e di interventi di viabilità sono stati davvero pochi. Noi adesso per esempio partiamo con un lavoro molto importante grazie a un finanziamento della regione e della provincia e a fondi nostri facciamo una pista ciclabile su un tratto anche molto pericoloso lungo la provinciale, perché di fatto il comune di Farra è attraversato dalla strada provinciale, anche se è la strada del vino bianco, la più vecchia in Italia, comunque è una strada molto trafficata. Quindi abbiamo anche in programma una serie di altri interventi lungo tutta la provinciale, lì dove non sono già stati programmati o lì dove non sono già stati fatti, con la realizzazione di ciclabili e percorsi protetti. Questo perché è ovvio che ci sono delle criticità, sarei sciocco se non dicessi che non ci sono e quindi cercheremo, pur nel limite del possibile, pur con le risorse che ci sono, di intervenire. Infatti nel giro di 15 giorni partirà questo altro grosso intervento proprio sulla frazione di Col San Martino. Adesso l'ultima domanda che forse non volevi che ti facessi, ma sei al primo mandato in questo comune. L'esperienza che stai facendo è esaltante, mi sembra, perché lo fai con grande passione. Andiamo avanti. Io ho ricevuto un mandato quasi 4 anni fa e quindi lo porterò sicuramente a termine. L'impegno c'è, è molto. Io poi devo dire la verità che sono innamorato del mio paese, ma credo come tutti i sindaci in questo caso, perché spesso e volentieri ci sentiamo dire la frase: ma chi te lo fa fare? Ce lo fa fare la voglia di migliorare e l'amore che abbiamo per il nostro territorio. La vera politica per il cittadino. Esatto, e quindi sicuramente porterò a termine questo mandato e poi vedremo in futuro quello che sarà. Mattia, grazie infinite per il tempo che mi hai dedicato e a presto. Grazie mille, grazie, Ciao. grazie.